Noi stiamo cercando di dare un input importante su indicazione del sindaco Rinaldo Melucci. Igiene e decoro sono delle priorità che ci sono state assegnate e stiamo cercando di mettere in ordine quanto necessario. Dobbiamo dire la verità, i dati dei quartieri Tamburi e Paolo VI sono incoraggianti, perché nonostante alcune preoccupazioni abbiamo avuto addirittura il 68% dei dati della raccolta differenziata, e quindi questo è importante. Oggi abbiamo delle difficoltà, stiamo cercando di intervenire con esiti positivi, e devo dire che adesso con questa azione che stiamo facendo di sensibilizzazione e anche di sanificazione, come ben dicevi, vogliamo insomma mantenere i range come stavano. Questo è importante, ci stiamo dando da fare insomma, anche perché dobbiamo, voglio essere chiaro, dare dignità anche al lavoro dei nostri dipendenti, perché molto spesso si sbaglia il conferimento e questo non va bene. Io nei giorni scorsi sono stato in diverse vie e stiamo cercando di sensibilizzare. Devo dire che i cittadini, se vengono accompagnati, e voglio ringraziare molte famiglie dei Tamburi, stanno riscontrando positivamente. Adesso avvieremo Borgo e Cittavecchia, sì. Quindi il 24 con anticipo, secondo le indicazioni del sindaco, ci saranno questi cassonetti ingegnerizzati, come bene dicevi, l'avvicinamento di una card che sarà distribuita nei prossimi giorni ai cittadini, quindi prepariamoci a questa nuova card. Potranno avvicinarsi e aprire a qualsiasi ora il cassonetto, e quindi noi avremo anche un controllo relativo a chi fa la raccolta differenziata o meno, con delle premialità e anche delle sanzioni. Da questo punto di vista, e successivamente poi valuteremo le diverse componenti della raccolta differenziata che stiamo facendo, se con i carrellati oppure con gli ingegnerizzati, e andremo poi a completare l'intero iter della raccolta in città di Taranto, insomma. Quindi noi speriamo di farcela nel più breve tempo possibile, e questa è una sfida importante per una città che vuole guardare con attenzione straordinaria alle questioni ambientali. Una domanda conclusiva che è un po' è una nostra battaglia ormai da settimane: capitolo rifiuti ingombranti. Ecco, guardi, noi abbiamo implementato le squadre che vanno per quanto riguarda i rifiuti selvaggi. Avvieremo una campagna di multe, abbiamo messo delle fototrappole e quant'altro, e devo dire che condanno fermamente quello che sta avvenendo. Dall'altro lato stiamo moltiplicando le azioni per il numero verde, che funziona, che sta dando anche importanti risultati. Dico soltanto, nelle ultime settimane noi facciamo 80 interventi giornalieri, che non sono pochi, aumentiamo le squadre, stiamo migliorando questo servizio. Io chiedo soltanto di utilizzare il numero gratuito verde che abbiamo a disposizione per evitare che ci sia degli ingombranti. Io, tra virgolette, mi sono fermato a bloccare diversi cittadini che purtroppo sono cittadini della zona, non sono estranei, i cittadini della zona che lasciano materassi e quant'altro. Ho anche fatto multare alcuni. Devo dire, è drammatica questa situazione, ma penso che con la sensibilizzazione potremmo migliorare.